Direi che tutto è stato detto, tutto è stato fatto. C'è un grande lavoro che stiamo facendo insieme in serenità, poi quelle che possono essere, le criticità, insieme sempre le risolviamo. Risponde così Rosanna Vettoretti, assessora alla città produttiva, alle polemiche mosse i giorni scorsi dalle associazioni dei commercianti Veneto Imprese Unite e Rivivere. L'accusa: muoversi troppo poco per spingere il commercio cittadino. Non ultimo il servizio di bus navetta verso l'outlet di Noventa, sentito dagli associati come un ulteriore affondo alle attività del centro. Nel pomeriggio l'incontro atteso con il sindaco Conte e i rappresentanti delle associazioni per mettere sul tavolo i nodi principali. Ogni incontro porta un grande risultato perché è un momento di confronto. Ogni confronto è una crescita e un risultato sempre positivo. Nessuno scontro dunque, ma un'occasione per mettere sul tavolo progettualità, tra cui la possibilità di avviare una campagna di marketing per il commercio, creare più rete e promuovere eventi e cultura per portare più visite in città e incontri mensili tra amministrazione e commercianti per aumentarne la sinergia. Fiducia indiscussa all'assessora. Poltrone tutte al loro posto in giunta, dunque, nonostante la strigliata di sabato scorso, quando il primo cittadino aveva raccolto la sua squadra per ribadire la necessità di dare il massimo. Coincidenze o no, nel pomeriggio a ridosso della fine dell'incontro, la comunicazione del presidente Mom dello stop al servizio navetta che tanto ha fatto discutere. Va chiarito che se non l'avessimo realizzato noi, questo servizio l'avrebbe realizzato e forse lo realizzerà qualcun altro, ha detto. Siamo certi che sia un servizio utile, ma se qualcuno si sente danneggiato da questa iniziativa, Mom fa un passo indietro.